Benvenuti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video. In questo video voglio dare alcuni suggerimenti che mi sono così venuti in mente. Ieri sera ho giocato delle partite con dei nuovi studenti dell'Accademia di Scacchi Online, che ricordo è un'accademia per giocatori che sono, diciamo, alle prime armi e vogliono migliorare il proprio gioco, quindi trovano lezioni e contenuti appunto per migliorare il proprio gioco. Che cosa succede? Che quando un nuovo studente entra nell'accademia faccio una partita con loro giusto per capire il loro stile di gioco e i loro eventuali punti deboli e andare poi a commentarli insieme. E nelle partite che ho fatto ieri sera ho notato che c'è un elemento in comune molto importante. Allora, hanno aperto entrambi con D4, che è un'apertura che io amo alla follia, e hanno giocato cavallo C3, supponiamo ora il nero così, e poi alfiere F4. Ora, quando hanno giocato queste mosse e poi sono andato a analizzarle, mi sono ricordato che erano le stesse mosse che facevo anch'io. E all'inizio, quando sono passato da giocare all'apertura di re all'apertura di donna, ho iniziato a fare queste mosse. Sono tornato veramente indietro con gli anni, parliamo più di 10 anni fa, e ho pensato a perché giocavo anch'io quelle mosse. Perché semplicemente io penso che fra le prime mosse che tu abbia fatto all'inizio sia stata E4, perché la fanno veramente tutti. Su E4 hai capito che c'è questa successione di mosse abbastanza forte con alfiere C4 e cavallo che hanno lo scopo di andare ad attaccare su C7 con doppio alla donna e il cavallo, scusami, alla torre. Quindi c'è questo attacco qui. Poi che cosa è successo? Avrai incontrato qualche giocatore forte sulla tua strada che ti ha fatto passare la voglia di giocare E4 perché conosce magari soluzioni molto forti che sono in grado di attaccarti, aggredirti il centro, aggredirti questo pedone, magari un giocatore che ti fa la difesa russa, tu non sei tanto preparato, quindi riesci a travolgerti nell'apertura. Quindi a un certo punto dici, ma sai che ti dico? Io anziché giocare il pedone in E4, che è un diamine di pedone lì che non è difeso da nessuno, io gioco un'apertura più solida che è D4, questo pedone è difeso dalla mia donna e chi si è visto si è visto. E poi che cosa farò? Poi metterò il cavallo qua e l'alfiere di là, giocando proprio a specchio rispetto a come giocavo con l'apertura di re. Peccato che ci sono dei problemi a giocare a specchio in questo modo. In primis, c'è un errore posizionale. Il cavallo C3 è un errore posizionale, ma lasciamo stare, ora non siamo qui a parlare di questo, praticamente impedisce lo sviluppo di questo pedone C2 che è importantissimo, la spinta, scusami, di questo pedone C2 che è importantissimo. Ma al di là di questo, ora il nostro avversario gioca così e noi alfiere F4 con l'idea chiaramente di andare a puntare su C7. Questa volta c'è uno scacco con possibilità di mangiarsi la torre. Devo dire che quando all'inizio giocavo questa trappoletta, ma ottenevo discreti risultati. Per esempio, il mio avversario gioca E6, supponiamo che il nero sia un giocatore sbadato, vado così col cavallo, alfiere in E7 e adesso attacco qui, scacco di cavallo. Ragazzi, gli scacchi di cavalli sono bastardissimi perché costringono il re a spostarsi, poiché non è possibile interporre nessun pezzo come difensore. E mi mangiavo la torre. Finito questo, ero abbastanza contento e nella maggior parte dei casi riuscivo a vincere la partita. Ma se trovo invece un giocatore che non è così sbadato, ma che sa difendersi, per esempio già solo questa mossa mi gioca un semplice cavallo a 6 che difende questo punto, e mo che faccio? Succedeva sempre che mi ritrovavo a corto idee. Oh cacchio, mi hanno fermato il mio piano preferito con cui ho vinto tante partite con questo piano. Allora lascia che ti dica una cosa. Non puoi parlare di piani finché sei ancora in apertura. E quando è che sei ancora in apertura? Fin quando c'hai i tuoi pezzi nella loro posizione iniziale. Io faccio sempre l'esempio di gli scacchi come se fossero un esercito, e in effetti è un po' come se lo fosse, no? Ci sono cavalli, torri, addirittura al Rocco in inglese si dice castle, cioè quindi un castello, no? In effetti ha qualcosa anche a che fare col Medioevo, però al di là di queste così assonanze, consonanze, chiamiamole come vogliamo, se noi abbiamo i pezzi nelle loro posizioni di partenza e non li muoviamo da qui, è come giocare con una parte in meno dell'esercito. Per questo è importante che tu tiri via i pezzi. Nella fase iniziale del gioco, che si chiama fase dello sviluppo, non devi fare altro che piazzare i pezzi nella posizione migliore possibile. Poi
Dipende chiaramente sempre da posizione a posizione, da cosa fa il tuo avversario, eccetera, eccetera. Poi scoprirai che c'è la teoria delle aperture con le mosse migliori, eccetera, eccetera. Ma non stiamo qui ad approfondire. Stiamo facendo dei ragionamenti così a scopo veramente teorico. Nell'inizio della tua partita faccio delle mosse a caso, ragazzi, non fateci caso. Non devi fare altro che completare il tuo sviluppo. Quando hai tolto via i pezzi, arroccato corto, che ne so, messo in comunicazione le torri, sto generalizzando, non sto neanche vedendo cosa sta succedendo sulla scacchiera, allora sì che in quel caso puoi iniziare a pianificare. Oh, allora se ti trovi, a parte adesso tocca al nero, facciamo fare un'altra mossa del cavolo al nero. Adesso qui devi dire, ok, allora mi trovo in questa situazione, ho tirato via fuori gli alfieri, ho tirato via fuori i cavalli, ho arroccato, ho messo il re al sicuro, ho messo in comunicazione le due torri, ora non è che posso continuare a fare altre mossicine così che posso giocare al volo, adesso devo pianificare. Oh, è qui che entrano in gioco le tue conoscenze scacchistiche, perché fino adesso era, diciamo, una gara a chi sviluppava prima i pezzi. A questo punto devi fare una serie di considerazioni. C'è una struttura pedonale a specchio, però io sono il bianco, ho una mossa in più, posso andare subito anche a far creare una spinta di rottura. Così posso decidere se spingere subito E4, se il mio avversario non cattura posso addirittura spingere e guadagnare spazio, oppure posso supportare per esempio questo attacco con una torre o in E1 o addirittura anche questo si può giocare con l'idea di spingere e supportare questa spinta. Ora supponiamo sempre che il mio avversario faccia una mossa del cavolo, adesso spingo, cattura, catturo di cavallo, se cattura così, oh, mi ritrovo due belli alfieri, uno che inizia a attaccare su B7, questo stesso alfiere attacca sempre su H7, quindi potrò fare un donna D3 per andare a puntare su H7. Ho intanto una batteria anche di donna alfiere su un'ottima diagonale. E insomma, qui iniziano a uscire fuori i piani di gioco. Poi potrò spingere C4, potrò... Insomma, la partita poi chiaramente si evolve, bisogna vedere anche quello che fa il tuo avversario. Però volevo solamente farti capire questo. Nella prima fase della partita, che si chiama apertura, evita di fare i piani a breve termine. I piani a breve termine sì, a volte ti portano a vincere, è vero, però questo l'ho detto anche in un altro video e non mi stancherò mai di dirlo. Tu non devi giocare sperando che il tuo avversario faccia le mosse sbagliate, cioè nel momento in cui tu giochi dicendo adesso faccio questa, adesso alla prossima faccio questa e poi se non la vede faccio questa. Ma se il tuo avversario invece la vede e fai questa, e mo che fai? Cos'è, ritorni indietro col cavallo? Quindi non fare questo ragionamento, questo è un ragionamento limitante. Devi fare quello che è meglio per te e quello che è meglio per te all'inizio della partita è quello di svilupparti, quello di tirare fuori bene i pezzi al momento giusto. Sto inventando un po' di mosse. Oh, allora sì che allora sì che la situazione inizia a farsi interessante. Quando hai sviluppato puoi fare tutto, puoi iniziare a creare vari piani di gioco, ma prima di allora è tutto troppo prematuro. Bene, spero che questo video ti sia stato utile e niente, come al solito io ti auguro una buona giornata. Se il video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici e noi ci vediamo assolutamente domani con un altro nuovo video. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!